Il 7 ottobre, in via Armistizio a Padova, un'auto rubata aveva investito un 35enne che era a bordo del suo scooter e aveva sfondato poi la vetrina di un negozio. Per quell'episodio, grazie a centinaia di filmati, gli agenti della questura sono risaliti a 3 minorenni che sono stati denunciati. La vittima era stata soccorsa e ricoverata in ospedale con traumi e fratture e 60 giorni di prognosi. Erano stati i passanti a dare l'allarme mentre l'auto si era dileguata. Ora, grazie alle indagini della polizia, i tre sono stati identificati. L'auto era stata rubata dal parcheggio di un condominio nel quartiere Sacra Famiglia. Al volante un 17enne, ovviamente senza patente, che dopo aver guidato per un'ora si era fermato in via San Micheli, aveva fatto salire due amici e poi provocato il grave incidente in via Armistizio. A inchiodare i tre l'analisi di centinaia di filmati e fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. Il conducente, un 17enne, è stato denunciato per furto, danneggiamento e omissione di soccorso. Denunciati anche gli altri due, entrambi sedicenni, per omissione di soccorso. L'allarme era stato lanciato pensando a una spaccata nel negozio di via Armistizio. In realtà non era quello l'obiettivo dei giovani, ma piuttosto un gesto di spavalderia, una bravata che poteva portare a conseguenze anche mortali per l'uomo travolto. In particolare il conducente, un giovane di 17 anni, già denunciato dalle forze dell'ordine per estorsione, è stato contestato il furto dell'autovettura, i danneggiamenti provocati e l'omissione di soccorso dopo aver investito il conducente del motociclo. Degli altri due sedicenni a bordo, uno era già finito nei guai per rapina nel 2025 e colpito dal DASPO del questore di Padova Marco Dorisio.